Cosa servirebbe al Cagliari di Ranieri oggi per far girare bene la squadra e soprattutto per far segnare le punte? Riflettevo e sicuramente i miei pensieri sono giunti sul trequartista forse più forte degli ultimi anni che ha avuto il Cagliari. È un sardo, è un cagliaritano, uno che la maglia del Cagliari non l'aveva addosso indossata, ma era la sua seconda pelle, un tifoso e una storia clamorosa. Sto parlando, ragazzi, di Andrea Cossu, il numero 7. Pensate che da quando non gioca più nel Cagliari, quel numero 7 non ha avuto il coraggio di prenderlo nessuno. Un ragazzo straordinario, una storia che però non è stata sempre rose e fiori, ragazzi. Gli inizi alla Johannes, passa poi all'Olbia, e le grandi prestazioni di Cossu, perché la qualità c'è, spingono il Verona Primavera ad acquistarlo. È proprio al Verona che si svolge gran parte della carriera di Cossu. Verona, una parentesi a Lumezzane, un ritorno alla Torres e poi ancora a Verona, dove tra il 97 e il 2002 sfiderà anche il Cagliari da ex in Serie B. Cossu però vuole tornare a casa, infatti Celino lo riporta a casa nella seconda stagione del Cagliari in Serie A tra il 2006 e il 2007, ma Cossu non riesce a prendersi una maglia titolare, subentra spesso alla panchina, gioca poche partite di Coppa Italia, infatti fa solo un anno. C'è il ritorno di Cossu però dopo 2 stagioni, nel 2007-2008, proprio quando il Cagliari di Ballardini è ultimo in classifica, ha fatto il girone di andata veramente pessimo, si rischia la retrocessione. Cilino lo riporta a casa e qui Cossu trova Davide Ballardini che gli dice: tu non devi giocare esterno attacco, devi giocare dietro le punte, trequartista. E questa intuizione svolta letteralmente non solo la carriera di Andrea Cossu, ma svolta anche la stagione di tutto il Cagliari, che grazie proprio alle grandissime prestazioni di Cossu, pensate, mesi prima faceva panchina in Lega Pro e poi si ritrova a essere titolare inamovibile in Serie A. Il Cagliari si salva proprio con questa genialata tattica di Ballardini e Cossu da lì parte una carriera straordinaria che lo porterà a vincere la classifica assist le stagioni dopo, far segnare gli attaccanti di quel periodo, i vari Matri, Gedà e Acquafresca. Insomma, Cossu mostra una qualità e una facilità nel mettere palloni in gol per i compagni veramente fuori da normale. Infatti nel 2010 Marcello Lippi lo convoca in nazionale nella partita di esordio contro il Camerun e lo porta come 25esimo uomo per andare a giocarsi il mondiale in Sudafrica proprio a seguito dell'infortunio di Camoranesi. Poi successivamente Camoranesi recupera da quell'infortunio e Cossu non andrà al mondiale. Però ragazzi, la storia di Cossu è una storia straordinaria e un invito a non mollare mai, anche quando le cose sembrano andare male, ragazzi. Bisogna sempre crederci, perché molto spesso può arrivare un'intuizione tattica come quella che è stata Ballardini per Ponte e per Cossu, che non solo ti cambia la carriera ma ti cambia la vita. Un calciatore straordinario, un tifoso del Cagliari che oggi ci servirebbe. Ciao Andrea, grazie ancora mille. Andrea Cossu, numero 7.